Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica a tutti. Quindi, ieri dopo il video che ho fatto sul vulcano di Yellowstone, in tanti mi hanno chiesto: ma i campi Flegrei sono lo stesso? Hanno la stessa forza? E beh ragazzi, purtroppo come anche potete leggere sul titolo, i campi Flegrei non sono da meno, cioè significa che è la stessa cosa in effetti. Non cambia solo che la caldera, diciamo lì, è più grande e qua è un po' più piccola, ma è la stessa cosa. In effetti, ragazzi, hanno fatto una simulazione di cosa accadde 39.000 anni fa. E posso garantirvi che non è una cosa davvero buona. In effetti, i ricercatori sono riusciti a ricostruire un'eruzione che accadde quasi 39.000 anni fa grazie a simulatori, computer, ed è stato scoperto che l'eruzione ha fatto una colonna di cenere alta 44 km, ragazzi, che è collassata e ha inondato con una nube infuocata tutto il territorio circostante. E se ne è alzata un'altra di 37 km dopo che questa era collassata ed è rimasta lì 37 km. Sono arrivati fiumi di lava, cenere e gas fino a 70 km di distanza, ragazzi. Significa che passa Salerno, in poche parole. Però qua nell'Appennino a nord di Napoli, quindi è andata nella direzione opposta, fortunatamente. Per me, questo intendo. Diciamo che ha devastato la Campania e parte del sud Italia, ragazzi. Quindi l'impatto è stato, come ho detto io, questi sono super vulcani a livello globale. In effetti le temperature, ragazzi, la cenere in atmosfera ha bloccato i raggi solari per 2 anni. Le temperature si sono abbassate di 2 gradi in tutto il mondo e di 9 gradi in Europa. Pensate un poco, quindi avevo detto bene ieri il fatto di Yellowstone. E poi, ragazzi, tanto per cambiare, anzi per aumentare la situazione, le ceneri hanno prodotto, perché sono ricche di cloro, pioggia acida che ha, diciamo, devastato l'ambiente circostante. Quindi diciamo che anzi, sono, sono stati necessari più o meno 100 anni perché si riprendesse il territorio circostante alle eruzioni. Quindi dopo l'uomo, diciamo, in Neanderthal, dopo è arrivato, come si chiamava quell'altro lì, l'Homo sapiens. Quindi lui ha costruito dopo i Neanderthal perché lì li ha sterminati tutti, però non stavano solo qua, quindi quelli che sono arrivati dopo erano già i sapiens. Quindi pensate un poco, ragazzi, che cosa è capace di fare anche il famoso Campi Flegrei. Cioè noi diciamo che Yellowstone è pericolosissimo, ma abbiamo in Campania un mostro anche noi. Quindi non è meno di Yellowstone, è pericolosissimo. Ragazzi, 44 km alto. Poi è collassato e immagina come è caduto su tutta Napoli, diciamo. Anzi, tutta la Campania, perché qua parla di 70 km a nord di Napoli, quindi si pensa sull'Appennino, quindi pensate un po', se arriva a Salerno, arriva, qua stiamo a 50 km, arriva tranquillamente fino a Battipaglia senza problemi. Pensate un poco, e sta lontano da qui. Quindi a tutti quelli che ieri mi hanno domandato ma i cambi gay che potenza hanno, io rispondo ragazzi è la stessa cosa, solo che stiamo in primo piano noi. Loro hanno il vulcano Yellowstone e avranno problemi che dovranno andare via tutti in America, diciamo dagli Stati Uniti e da Canada e andare altrove.
lo stesso devono fare gli italiani, quindi qua non è un problema di Napoli o Campania, qua è un problema dell'Italia. Cioè tutta l'Italia è costretta ad andare via qua a quattro luoghi. Ce ne dobbiamo andare in Africa, Germania, Francia. Quindi diciamo che anche questo qui è a livello mondiale, quindi pensate, temperature di meno 2 gradi in tutto il mondo e meno 9 in Europa. A parte che poi per 2 anni la luce solare non entra da nessun lato del mondo. Pensate un poco che cos'è sto coso. È come Yellowstone, non cambia niente, cambia il nome. Quindi ragazzi, per tutti quegli amici che mi hanno chiesto la differenza fra l'uno e l'altro, io rispondo ragazzi nulla. La posizione, qua stiamo in Italia e là stiamo negli Stati Uniti. L'effetto è uguale, non cambia nulla. Quindi qua stiamo in prima linea e in America diciamo stiamo in seconda linea. Questa è la differenza ragazzi. Se succede qui in Italia stiamo fregati noi. Se succede in America stanno fregati loro, ma pure noi, e viceversa. Quindi o diretto o indiretto ragazzi, non cambia nulla. Il risultato rimane uguale, sempre 2 anni o 4 anni di assenza di luce, che poi giustamente si ripercuote sull'alimentazione, giustamente sull'agricoltura. Quindi non cambia nulla ragazzi, la stessa cosa, cambi Flegrei o Yellowstone, non cambia nulla, se esplodono sono amari, quindi meglio che stanno belli fermi, rilassati, come oggi che è domenica, e stiamo bene tutti quanti. Quindi ragazzi vi auguro una buona domenica, anche se siamo partiti proprio alla grande con un bel diciamo video, però mi avevano detto qual era la differenza, se era uguale, se non era uguale, i campi Flegrei sono uguali, è più forte Yellowstone, è più forte no ragazzi, sono uguali, quindi non cambia nulla a parte la posizione geografica, e cambia solo che Yellowstone ha la camera diciamo magmatica un po' più grande, invece questo qui è più piccolo però più profondo. Quella lì è 60 km lunga e 12 km profonda e mi pare una ventina di larghezza. Questa qui invece è 30 larga mi pare, però è profondissima, non so quanto è, pare 40 km profonda, quindi è uguale ragazzi, in linea magmatica dentro cambia, quella è più lunga e meno bassa, questa invece è più corta però molto più profonda, quindi non cambia niente ragazzi. Il materiale che sta sotto ragazzi è uguale a quello che sta in Yellowstone, cambia solo la forma. Quindi non cambia niente, è come mettere mezzo litro in una brocca, mettere mezzo litro in una bottiglia, cambia il contenitore ma sempre mezzo litro è. Quindi è così Yellowstone cambia Flegrei, quindi non cambia nulla ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica e ci sentiamo dopo, sempre con qualche altra notizia particolare. Se, ripeto, vi volete sapere qualche cosa, mi mandate come sempre un messaggio su un qualsiasi video, e poi se io so la notizia oppure la vado a cercare, non è un problema e riesco a farlo, io faccio il video. Quindi a parte che sicuramente sono notizie che più o meno diciamo so, quindi le saprò sicuro, quindi se cercherete sicuramente saranno notizie così, clima, robe così, quindi penso, se mi cercate qualche altra cosa, no, se mi dite qualcosa di meccanica, no, livello clima, paranormale, queste cose qua posso rispondervi facilmente, la cucina non c'è problema. Poi per quanto altre notizie, già se mi cercate un trucco, ad esempio tipo quei video di make up, dite ragazzi, non è arte mia. Poi tutte le notizie ragazzi, quello non è un problema.
la andiamo a prendere pure in Russia, la troviamo la notizia. Vabbè ragazzi, ciao a tutti, ci sentiamo dopo.